Molti secoli fa, a Costantinopoli, nacque un uomo destinato a diventare uno dei santi più amati della Sicilia. Fin da giovane, Calogero sentì una voce dentro di sé, una chiamata divina che lo spinse a cercare la luce della fede e a diffonderla tra le genti. Con il cuore colmo di speranza e devozione, intraprese un lungo pellegrinaggio verso Roma. Qui incontrò Pietro, l'Apostolo, che riconobbe subito la purezza del suo animo e il fuoco sacro che lo animava. Pietro gli concesse il permesso di vivere da eremita e Calogero, seguendo l'ispirazione divina, decise di recarsi in Sicilia. Insieme a pochi compagni, Calogero raggiunse l'isola. Si stabilì a Lipari e, anni dopo, si spostò a Sciacca, dove visse per 35 anni, portando conforto e speranza alla gente del luogo. Un'altra leggenda racconta che Calogero giunse in Sicilia per sfuggire alle persecuzioni in Africa settentrionale. La sua pelle scura gli valse l'appellativo di Santo Nero. Con coraggio si dedicò all'evangelizzazione delle terre siciliane, attirando l'odio di chi si opponeva alla nuova fede. Calogero trovò rifugio sul Monte Cronio, dove scoprì acque termali dalle proprietà curative. Grazie a esse guarì molti malati, aumentando l'ammirazione dei fedeli. Sciacca divenne il cuore pulsante del suo culto e ancora oggi vi sorge uno dei maggiori santuari a lui dedicati. Negli ultimi anni della sua vita, segnato dalla malattia, si ritirò sul Monte Cronio. Una cerva, che gli forniva il latte necessario per sopravvivere, fu ferita da un cacciatore. La cerva condusse il cacciatore alla grotta dove viveva il santo. Colto dal rimorso, il cacciatore decise di prendersi cura del vecchio eremita fino alla sua morte. Quando Calogero spirò, fu sepolto presso la grotta e lì fu costruita una chiesetta che divenne meta di pellegrinaggio. Ogni anno la città di Agrigento celebra il santo con una devozione commovente. Il vescovo apre i festeggiamenti benedicendo l'abito bianco dei frati, decorato con lo stemma nero del santo, simbolo di pazienza e umiltà. A Naro, dal 15 giugno, la statua di San Calogero viene portata in processione dalla cripta al santuario. La festa culmina il 18 giugno, quando il santo viene messo su una grande slitta di legno chiamata straula e trascinato dai fedeli con una lunga corda. Durante il percorso i devoti gridano con fervore «Viva Diu e San Calò», riempiendo l'aria di fede e devozione. Una tradizione speciale è quella del pane benedetto. I fedeli modellano il pane in forme che rappresentano le parti del corpo guarite dal santo e lo portano al santuario per essere benedetto. Questo pane sacro viene poi condiviso con amici e parenti, rafforzando i legami di comunità e fede. San Calogero è ricordato non solo per i suoi miracoli, ma anche per il suo immenso amore per l'umanità. La sua vita è un esempio di dedizione, coraggio e compassione, e il suo spirito continua a ispirare generazioni di fedeli che trovano conforto e speranza nella sua storia.
La leggenda di San Calogero vive ancora oggi, nelle preghiere, nei canti e nelle feste di chi crede nel potere dell'amore divino. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.